Terza corsa, confronto riservato ai gentleman, due i cavalli che non sono presenti, il non partenti, due il MTT e Dina del Brenta ritirata. Lo schieramento 1 Cedro Bro, 3 Jacobin Normand, 5 Delise TC, 6 Ipsos Dirpet, seconda linea 7 Caspian Mo, 8 Dell'Alba, 9 Dinatà, 10 Cefalo Jet. In chiusura Ipsos Dirpet il netto favorito. In sediolo Matteo Zaccherini, numero 6 dello schieramento, macchina che accelera, partiti. Ipsos Dirpet 20 metri subito si staglia al comando e conduce nei confronti di Jacobin Normand. All'esterno è rimasto invece Delistici, che ha più all'interno Dell'Alba. Tanto ha preso vantaggio Ipsos Dirpet. In seconda posizione si mantiene Jacobin Normand. Poi in terza c'è Cedro Bro, mentre all'esterno c'è il tentativo di progressione di Dell'Alba con in terza ruota Delistici. Tanto se ne sono andati i primi 600 metri di gara che il leader e favorito percorre in 45,6, mantiene una quindicina di metri di margine nei confronti di Jacobin Normand, mentre in terza posizione è ora Dell'Alba che anticipa ancora i tentativi di Delise TC, costringendolo in terza ruota. All'esterno c'è anche Caspian Mo. Intanto primi 800 metri che se ne vanno con un 31,6 di secondo quarto e un chilometro completato in 1,16,2. Si mantiene all'esterno Dell'Alba al sediolo di Jacobin Normand a 500 dalla conclusione. Si ingamba Dell'Alba, il vantaggio è sempre Ipsos Dirpet che arriva al paretto dei 400 metri finali su Jacobin Normand e Dell'Alba affiancati. Dell'Alba sta attaccando Jacobin Normand, intanto ha sbagliato Delistici, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con in fuga Ipsos Dirpet, una ventina di metri di margine numero su 10, Dell'Alba. Cefalo Jet squalificato. Ipsos Dirpet viene a vincere per distacco, il secondo posto è netto per Dell'Alba, mentre al terzo conclude Cedro Bro che piega Jacobin Normand. 1,14,5 con un 29,2 a chiudere dopo 29,4 di penultimo quarto, significa 58,6 per gli ultimi 800 metri di gara. Ipsos Dirpet che fin qui inespresso ha vinto davvero molto bene questa corsa riservata ai gentleman, percorso di testa, partenza volante di Ipsos Dirpet, Matteo Zaccherini in sediolo per conto di Emanuele Ossani e Nicolò Venturi. Vittoria nettissima sul traguardo per conto del signor Francesco Spiteri. Al secondo chiude una valida Dell'Alba che precede Cedro Bro.